Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Macabra scoperta questa mattina in un canale di una frazione del comune di Terzo di Aquileia, nella Bassa Friulana. È stata una persona, mentre stava facendo jogging, a notare in fondo al corso d'acqua il corpo di una persona diversa. Immediatamente, con l'ausilio del proprio iPhone, ha allertato le forze dell'ordine attraverso il numero unico d'emergenza 112. Sul posto i carabinieri, assieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano e un'ambulanza della locale Croce Verde. Accertato il decesso, si tratta di una persona anziana residente nella zona che è vittima di un malore e finita morente all'interno del canale, morendo all'istante per l'annegamento. Dopo il via libera del magistrato di turno, la salma è stata ricomposta nella cella mortuaria del cimitero di Terzo in attesa delle esequie. I carabinieri di Monfalcone hanno arrestato nei giorni scorsi un 43enne campano per usura ed estorsione. Denunciate a piede libero altre 3 persone per spaccio di stupefacenti e favoreggiamento. All'inizio del 2020 i familiari di un impiegato triestino, sospettiti di una sua continua richiesta di denaro, hanno segnalato ai militari dell'Arma il giorno e il luogo in cui l'uomo avrebbe incontrato il suo creditore. Sono stati così identificati la persona che aveva fatto da tramite per l'operazione di prestito e il creditore, originario dalla provincia di Napoli, con dei precedenti specifici alle spalle. L'indagine, coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica di Gorizia, Ilaria Iozzi, ha permesso di identificare ulteriori vittime dell'usura riconducibili alla persona arrestata e di svelare un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti del territorio. Le indagini proseguono con le audizioni di ulteriori persone che hanno avuto rapporti con l'uomo arrestato. I militari fanno appello alla popolazione perché chi si ritiene vittima raggiunga la stazione o il comando provinciale di Gorizia e rilasci dichiarazione in merito a eventuali operazioni di prestito effettuate con l'indagato. Un 20enne kosovaro senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato a piede libero dal nucleo investigativo dei carabinieri della compagnia di Udine per aver tentato di estorcere denaro e aggredito un uomo originario di Tolmezzo. L'episodio di cronaca si è consumato lo scorso 19 ottobre nell'area dell'autostazione di Udine. Il kosovaro aveva avvicinato la sua vittima intimandolo a consegnargli del denaro. Al diniego ha colpito con calci e pugni il tolmezzino. Una volta capita l'antifona, ha desistito, scappando, facendo perdere immediatamente le tracce. La vittima ha subito sporto denuncia e grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza i carabinieri sono riusciti a risalire alla sua identità. Lo stesso ha dovuto ricorrere alle cure mediche e sanitarie dopo la violenza subita. Per l'aggressore, infine, è scattato anche il divieto di dimora e presenza all'interno del territorio comunale di Udine. Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music
e sei in pole position.